Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo pezzo di puntata di 7 in punto. Dallo Zen passiamo all'attualità politica, che è tutt'altro che in linea con la meditazione, anzi è una realtà che ci propone situazioni di grande tensione. Pensiamo a quello che è successo appena 24 ore fa in Spagna, in Catalogna, ma pensiamo anche a quello che potrebbe succedere a breve in Italia con i referendum sull'autonomia promossi dal Veneto e dalla Lombardia. Per parlare di questi temi questa mattina è con noi il senatore Antonio De Poli, che è anche segretario dell'UDC Veneto, a cui do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, diciamo che alla luce del referendum catalano anche il referendum veneto, che riguarda tutt'altro argomento, perché parliamo dell'autonomia e non dell'indipendenza ovviamente del Veneto, però questa consultazione potrebbe essere letta, visto che lei ha anche questa possibilità di dare una visione nazionale a quello che sta succedendo, potrebbe essere letta in maniera un po' distorta? Ma tutto è possibile, però io credo che oggi, quando si parla di autonomia, si parla di una cosa completamente diversa dall'indipendenza. Intanto chiariamo già subito questa cosa. Intanto questo è un referendum consultivo, quindi si consulta la popolazione per capire qual è l'obiettivo che vogliono raggiungere. Se con vogliono i crismi della Corte Costituzionale? Sì, ai sensi dell'articolo tra l'altro 116 della Costituzione stessa, noi chiediamo una regione che abbia la possibilità di avere delle competenze, alcune competenze importanti, quindi la cosiddetta velocità variabile, la velocità differenziata tra regione e regione, quindi un'autonomia importante su quelle regioni che la richiedono, e la richiedono perché hanno competenza e volontà di poter prendersi a carico alcune situazioni che i cittadini vogliono. Ad esempio sull'autonomia fiscale, sull'autonomia rispetto a tutta una serie chiaramente di materie che possono essere interessanti. Ma il Veneto, vorrei dire, per storia e per tradizione, ha nel proprio DNA questo aspetto, e diciamo che oggi l'autonomia, ribadisco per la terza volta, non significa indipendenza, e quindi anche ci sono parametri chiaramente completamente diversi. L'autonomia la dà alcune deleghe, la danno allo Stato, quindi all'interno dello Stato ci sono delle regioni che hanno delle specifiche competenze rispetto ad alcune materie. Credo certo, però che esiste un fenomeno europeo, soprattutto da parte di quelle regioni che vanno a una velocità superiore, c'è come la necessità di distaccarsi un po' da quelli che sono le lentezze degli stati nazionali o la lontananza invece di un'Europa che stenta a nascere compiutamente, e c'è la voglia proprio di fare da soli, di mettersi almeno in regola a livello locale. Ma sicuramente sì, è chiaro che la regione che ha fattori positivi rispetto a tantissime materie, vorrei partire dalla sanità per dire nella nostra regione, le politiche sanitarie e sociosanitarie della regione Veneto, ma anche per quanto riguarda le nostre imprese che chiedono sempre di più degli enti pubblici, la pubblica amministrazione meglio, che possa dare delle risposte immediate, che possa avere delle competenze che, senza fare burocrazia a su e giù 100 volte per i nostri palazzi. Ecco, questi credo siano gli aspetti prioritari che chiedono, oltre chiaramente quello che tutti vediamo, quella che è la tassazione. Quindi nel Veneto abbiamo fattori chiaramente importanti, abbiamo anche un residuo fiscale che, se non sbaglio, sono di 15 miliardi, quindi quello che introitiamo rispetto a quello che spendiamo, e quindi abbiamo dei fattori positivi. È chiaro che su questo, se investiti all'interno della nostra regione, o in parte investiti all'interno della nostra regione, perché per carità la solidarietà è importante, potrebbero darci una prospettiva di lavoro, una prospettiva di crescita altrettanto fondamentale. Tantissimi, per caso, dei nostri giovani non andrebbero in giro per il mondo, ma avrebbero un lavoro vicino a casa, all'interno delle proprie famiglie. Ecco, questa è una consultazione popolare che, come è stato detto, è un referendum consultivo, quindi avrà un peso
limitato appunto per quanto riguarda la risposta dell'ordinamento, e proprio l'obiezione che fanno in molti è che alla fine il Veneto si esprimerà probabilmente con un plebiscito o qualcosa del genere, visto che le pulsioni anche storicamente autonomiste del Veneto hanno un lungo corso, però poi il risultato concreto arriverà, cioè questo referendum sarà in grado di modificare anche solo parzialmente qualcosa dell'ordinamento? Ma io credo che la consultazione popolare, il referendum del Veneto del 22 ottobre, sarà un punto importante dove la politica, anche nazionale, non può assolutamente non tenerne conto. È chiaro che qui si inizia un percorso rispetto alla Costituzione, all'interno della Costituzione, ribadisco, non al di fuori, all'interno della Costituzione, l'articolo 116 della Costituzione, per avere delle materie dirette e delegate alla nostra regione, e credo che questo sia uno degli aspetti veramente importanti. Per caso quello fiscale, ad esempio, ma potrebbero essere anche molti altri, e questo significa cominciare un percorso in autonomia con le proprie responsabilità, perché quando si è autonomi si devono avere anche delle responsabilità, ma sicuramente se la nostra regione, i nostri cittadini, i veneti chiedono questo, credo che oggi sia arrivato il momento giusto e corretto per comunque tentare e vedere effettivamente se riusciamo a dare quelle risposte che per caso a livello nazionale non si è riusciti a dare. Quindi un primo passo sostanzialmente. È sicuramente un primo passo, già in altre parti anche d'Europa c'è un'autonomia cosiddetta differenziata, alcune regioni sia in Germania che in Spagna, ad esempio, certo, hanno avuto negli anni delle autonomie, dei percorsi. Abbiamo visto in questi giorni appunto l'esempio della Catalogna. La Catalogna ha un suo presidente, ha una sua polizia, ha un ordinamento già molto differenziato rispetto a quella, pur essendo una repubblica federale, la Spagna, insomma la Catalogna ha un'autonomia davvero particolare. È questo il modello di riferimento? Per la Lega senz'altro sì, per voi? Ma diciamo che il modello di riferimento è una regione che può su alcune materie governare direttamente. Poi, se il percorso dall'autonomia, qualcuno chiede un fattore diverso di indipendenza, è chiaro, passiamo due parametri diversi, lì andiamo su un altro percorso come lo era la secessione, tutte le cose che abbiamo visto nella storia anche del Veneto o di alcune forze politiche. Oggi credo che invece l'autonomia su alcune materie sia una cosa da poter normalmente fare. Chi la richiede? Il tempo del voto è forse un po' inopportuno, perché siamo entrati praticamente in campagna elettorale, probabilmente si voterà a primavera, questo Parlamento non potrà dare risposte, chissà se sulla legge elettorale, tantomeno probabilmente sul risultato di questo referendum, è tutto rimandato alla prossima legislatura, e credo che il tema di fondo sia proprio questo, cioè mettere in discussione le specialità di questo Paese. Ormai sono passati 70 anni quasi dalla guerra, quindi hanno ancora senso queste regioni a statuto speciale? Ma per quello che mi riguarda, le regioni a statuto speciale, così come sono state fatte, non hanno più senso di essere nell'attualità dei contesti di oggi. Ha senso di essere invece quello che stiamo cercando di chiedere noi come Veneti, e anche la Lombardia la stessa cosa, di avere delle regioni che possono governare direttamente su alcune materie, e credo che questo sia un aspetto corretto e giusto all'interno di quello che è il contesto nazionale, ed è quello che chiediamo. È vero, forse questo referendum sarà giocato politicamente pro o contro qualcuno, ma se invece in maniera corretta e trasparente questo viene usato per raggiungere l'obiettivo, al di là di fattori partitici di appartenenza di cui ognuno di noi fa parte, ma bensì come un fattore realmente culturale, valoriale e storico per poter raggiungere l'obiettivo di un'autonomia della propria regione rispetto a alcune materie, credo che questo sia invece un obiettivo serio, corretto, concreto da portare in avanti con questo governo, con questa maggioranza, oppure con la prossima, ma non si potrà non tenerne conto. Una regione come la nostra ha votato, e vedremo cosa voterà, per
questo aspetto, e credo che questo sia una delle considerazioni sicuramente importanti. In questi decenni il mondo è senz'altro cambiato ed è cambiata anche l'Europa, no? E il nostro Paese ci ha provato con la bicamerale, ci ha provato con la sussidiarietà, ci ha provato col federalismo, adesso ci si sta provando con questa, c'è stato il referendum sulle riforme di Renzi che sappiamo come è andato a finire, e adesso ci si prova con questa via. Non si riesce però a fare quel passo avanti di discussione e di concordia anche su una forma di Stato che sia aggiornata ai tempi moderni, perché è vero che anche gli Stati devono un po' cedere la propria sovranità all'Europa per forza di cose, e un po' però forse anche a livello territoriale. Ma sicuramente sì, un'Europa unita con degli stati federati nel suo interno. Credo che questo sia un aspetto che si può raggiungere con discussione, ma forse tante volte fino ad oggi si è partiti dall'alto. Direi che questa volta si è partiti dal basso all'interno di una regione, abbiamo fatto il 22, il popolo veneto deciderà se vuole un'autonomia oppure meno. Io credo proprio di sì, ne sono convinto, e credo che forse partendo dal basso questa volta sia la volta giusta. Tante altre volte ci sono stati tentativi di parte. Se questo è un tentativo di cittadini veneti, credo che sia un tentativo corretto e giusto. Effettivamente è un tentativo che mette d'accordo praticamente tutte le forze politiche e si fa fatica a trovare il comitato del no. Anche noi per la par condicio abbiamo qualche difficoltà a rappresentarlo, e forse appunto la misura, diciamo così, delle richieste, la gradualità sarebbe anche forse il segreto per arrivare a delle riforme anche in ambito nazionale. Ma, sicuramente sì, un passaggio di una regione o più di una regione che vuole avere qualche materia da gestire direttamente, un po' alla volta può raggiungere un obiettivo chiaramente che è quello che è richiesto tante volte da varie forze politiche, da discussioni ormai pluridecennali che non hanno portato a nulla. È il metodo giusto? Forse sì, si parte dai cittadini per raggiungere l'obiettivo più ampio, e credo che questa volta sia un percorso serio e corretto. Penso come tutti siamo rimasti incollati domenica a vedere quello che stava succedendo in Spagna al televisore con sgomento anche nel vedere attaccate persone anziane, deboli, indifese, che volevano soltanto votare. E da una parte c'erano le ragioni di Stato e della legge sovrana che appunto vietava il referendum, dall'altra c'era forse la ragione del cuore, dell'umanità e della concordia nazionale che evidentemente non ha prevalso. Qual è il suo giudizio sull'operato del premier spagnolo? Ma io credo che l'errore di fondo sia stato quello di non trovare una soluzione condivisa con la Catalogna, fra la Catalogna, quindi fra una regione così importante e lo Stato nazionale. Quando non si riesce a trovare la soluzione si arriva anche alle cose più lontane, più brutte da vedere, uso un termine molto normale, semplice, perché quello che abbiamo visto ci faceva veramente ritornare indietro negli anni, e non è stato un bel vedere né per l'Europa, tantomeno per la Spagna, né per l'Europa, né credo per nessun'altra parte, dove la democrazia deve essere il contesto normale della vita di ognuno di noi. Lì è successo qualcosa, si è spaccato qualcosa. Polizia che interveniva nazionale, polizia chiamiamola così regionale che guarda, cioè cose che non sono indicibili. Ma è un fatto locale, spagnolo, catalano, o è un fatto che può contagiare anche altre regioni d'Europa, secondo lei? Secondo me è un fatto che potrà contagiare le altre regioni d'Europa anche in modo non positivo rispetto a una richiesta di autonomia, negativo rispetto alle modalità in cui si è giunti lì alla situazione. Il non trovare delle soluzioni attraverso il dialogo e il dibattito porta chiaramente a situazioni che sembra di guerriglia urbana, se non di cose peggiori, e credo che questo sia un fatto completamente negativo, perché lì era un popolo
di una regione contro, fra virgolette, uno Stato, non c'era un partito contro qualcos'altro, era proprio un qualcosa di diverso. Bisognava forse lasciar votare e poi magari trovare una soluzione a monte e dopo dire, da un punto di vista legislativo, piuttosto la discussione si faceva dopo attraverso non a un fattore di indipendenza ma a una maggiore autonomia. Adesso però certamente il parallelo col Veneto esiste in un certo senso, perché si sentiva le ragioni della Catalogna sono più o meno le ragioni del Veneto, c'è un'autonomia fiscale, la centralità di quello che stanno chiedendo adesso i catalani, e lo Stato ovviamente che ha la sua resistenza, perché siamo nella regione più produttiva della Spagna, certo. Una Spagna che sta crescendo anche dal punto di vista del PIL con il 2-3%, quindi fatica lo Stato a cedere un po' di autonomia fiscale. Nei confronti del Veneto, lei che anche siede nel Parlamento, in Senato, questa battaglia la vede possibile? Ma io credo che questa battaglia sia possibile per un discorso completamente diverso, perché da quello che si era partiti qualche decennio fa, di qualche partito politico che poi era la Lega, su fatti di secessione eccetera, dove c'è stato anche qui un no con tutta una serie di, chiaramente non come quello che è successo, siamo arrivati a un referendum consultivo su una richiesta di alcune... Poi non ha nemmeno proposto la Lega, perché inizialmente è stata proposta da Forza Italia. Qui in Veneto è così, quindi vuol dire anche da altre forze, poi hanno aderito forze di destra e di sinistra, un po' di centro, un po' tutti, quindi credo che questo sia stato l'obiettivo primario per non raggiungere quello che abbiamo visto purtroppo in questi giorni in Catalogna. In Veneto si voterà con la tranquillità di un contesto di democrazia, sappiamo che è un percorso ma non è un fattore definitivo, è un percorso e un inizio, ma come tutte le cose ci deve essere una gradualità e un inizio per poter raggiungere poi degli obiettivi. L'ho portata un po' anche a parlare di politica, perché questi mesi, queste settimane tra l'altro, sono proprio determinanti dal punto di vista della nuova forma di alleanze che si confronteranno alle prossime elezioni. C'è il test della Sicilia che fa un po' da apripista, con anche delle formule nuove, anche una vicinanza nuova tra l'UDC e le forze di centrodestra. Ma diciamo... che cosa si intravede all'orizzonte? Un'alleanza, una riproposizione delle vecchie alleanze Ma diciamo che dopo il percorso fatto in questi anni, già a proposito del referendum di dicembre, noi abbiamo preso una posizione ben chiara sul no rispetto ad come era stato proposto, nella modalità in cui era proposto, e qui chiaramente si è iniziato tutto un percorso di ricostruzione anche in Italia di quello che è il Partito Popolare Europeo, di cui noi abbiamo sempre fatto parte, di cui qui le forze più importanti, si parte sicuramente da Forza Italia, quindi da ricostruzione in Italia di quell'area moderata di centro, nel centro-destra, che si deve ricostruire rispetto a valori, principi che oggi per noi sono fondamentali. In Sicilia, essendo la regione in cui si vota le regionali qualche mese prima delle nazionali, questo è il primo test importante dove il candidato del centrodestra si vede supportato da una serie di liste civiche e territoriali, ma in modo particolare dall'UDC e da Forza Italia, che chiaramente da sempre è in questo contesto. E come la mettiamo con la Lega? Ma lì la Lega è una cosa diversa. Se la Lega appartiene all'area, chiamiamola così, del centrodestra, dove la parte centrista è la parte maggioritaria di quest'area, lo era nella storia. È una cosa diversa se ha conduzione chiaramente leghista. Noi pensiamo che quest'area abbia perso in questi anni moltissimo elettorato, abbia perso anche tantissime cose del fare come era partita, e io credo che oggi si debba ricostruire quest'area che, per essere semplici, per non dare un nome italiano, ma per prendere un nome che tutti capiamo, che fa riferimento al Partito Popolare Europeo. E chiaramente non può essere nel PSN, nei socialisti, che qui sono PD o altri. Va bene, la ringrazio, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ci risentiremo senz'altro per parlare di cose più politiche appena si infiamma un po' di più la campagna elettorale. Nel frattempo grazie, buona giornata. Grazie a voi. E buona giornata anche al nostro pubblico, ci rivediamo come sempre domani ancora, buongiorno.